Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuta a tutta la troupe di Mirandolina che siamo contenti di ospitare, siete schierati come un plotone. Devo dire che ogni volta che un testo di Goldoni viene portato a Venezia è una grande sfida. È una sfida doppia quando non si porta il testo ma si porta una riscrittura del testo, come è in questo caso. Ma appunto dicevo io che l'ho visto, questa è una sfida che è stata doppiamente vinta, secondo me. Questa è una riscrittura dolorosamente attuale dico dolorosamente perché parla di violenza di genere, dolorosamente attuale del testo goldoniano che chi l'ha visto, chi lo vedrà, è ambientato nei tempi nostri in un ristorante italiano a Dublino. Devo dire che già il testo goldoniano riportava una Mirandolina illuminista, cioè una donna emancipata, padrona di sé, che gestiva un'attività in un mondo di uomini, che non era sposata e non aveva bisogno di nessuno. E devo dire che probabilmente Goldoni aveva in mente quanto emancipate fossero le donne veneziane nel Settecento, perché in questa città le donne nel Settecento facevano tutto. Dopodiché è venuto l'Ottocento bigotto e siamo tornate indietro. Ma nel Settecento le donne erano avanti in tutti i campi. Certo, la Mirandolina goldoniana, come la Mirandolina di questo spettacolo, si destreggia tra avventori pretenziosi, pretendenti da tenere a bada, fino a che non irrompe la violenza, perché una volta come ora il maschio respinto non sempre, ma molto spesso, come dire, reagisce violentemente. Ed è questa, secondo me, la qualità di questo testo e anche dell'interpretazione che ne segue e valorizza anche il testo, perché parlare di autodeterminazione delle donne e parlare di violenza di genere non è mai abbastanza e ci sono tanti modi per farlo. C'è la cronaca, ci sono le statistiche, ma c'è anche un altro modo, che è quello che proponete voi, cioè il mondo dell'arte, ma che esprime, come dire, la stessa denuncia e la stessa intensità di questo che è un problema veramente grave. E poi, da ultimo, e vi lascio perché il mio è solo un saluto, ci piace che in questo mondo diviso questa sia una produzione che mette insieme il Veneto, l'Irlanda, la Croazia e chissà che questa Europa alla fine davvero non si faccia. Grazie e complimenti per la vostra interpretazione. Bene, e innanzitutto grazie a lei Presidente e grazie all'Ateneo Veneto che ci ospita anche oggi in questa splendida cornice. Ha detto bene perché è stata una sfida, mi fa molto piacere sentire che secondo lei l'abbiamo vinta, poi il giudizio rimarrà al pubblico che ha questa sera e domani come possibilità di vederlo in città. Appunto aggiungerei solo che appunto Mirandolina è una delle sfide più ambiziose del Teatro Stabile del Veneto, una coproduzione internazionale. L'abbiamo prodotto con l'Abbey Theatre, Teatro Nazionale d'Irlanda a Dublino, e il Teatro Nazionale Croato di Fiume, o Rijeka, insomma, come, diciamo, per non scontentare nessuno. Allora, con me c'è il cast, siamo quasi al completo, e Gaia Masciale, la protagonista, veste i panni di Mirandolina. Dopo alla mia sinistra c'è Sandra Toffolati che fa la madre di Rip e suo figlio Rip Riccardo Gamba alla sua destra. Dennis Fasolo che interpreta Fiori, giusto? Andrea Teach è Alba. Alex Cendron è il padre fantasma di Mirandolina. Esatto, dobbiamo fare un piccolo spoiler, mi spiace. E infine Massimo Scola che è Fabrizio.
E siamo in attesa di Giancarlo Previati, che è l'altro fantasma con Alex Cendron, e un altro fantasma che è Margherita Mannino, che essendo fantasma in realtà ci sono, ma non si vedono. Ok, bene. Allora, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che questa è una riscrittura di Goldoni fatta da Marina Carr, che è una delle più importanti drammaturghe europee contemporanee, e la regista è Katrina McLaughlin, se l'ho pronunciato bene. Sì, va bene, dai. Allora, una cosa che mi ha colpito che dice spesso Marina è che abbiamo danzato con Goldoni. Allora, comincerei da Gaia, chiedendoti appunto come va declinata questa danza con Goldoni e come tu in prima persona hai danzato col personaggio di Mirandolina. È stato ciao a tutti, a tutte intanto, buonasera. Quanti di voi hanno visto lo spettacolo così per capire, ok, ok, per capire cosa dire e cosa no? Pochi spoiler. Ma la mia è stata veramente una danza molto avvincente e posso dire totalizzante perché devi proprio immergerti totalmente. Quello che Catrina ci ha richiesto a tutti quanti è stato proprio quello di abbandonarsi totalmente al testo e quello che questo testo richiede. Quindi proprio una libertà e un'aderenza totale che fa paura perché è un po' una vertigine, è proprio un salto nel vuoto, perché siamo entrati a contatto con delle zone d'ombra dell'animo umano, però, quindi in questo senso è stato un grande atto di coraggio che ci è stato richiesto e che ognuno di noi, secondo me, però, insomma, parlo per me, ho intrapreso con molta gioia, cioè è stata una danza seppur dolorosa, però posso dire piena, travolgente, che magari anche mentre balli a un certo punto ti lasci trasportare, però anche conduci. Sicuramente sono partita da Goldoni, dalla Mirandolina di Goldoni, però poi quello che ho fatto è cercare di portare il presente più attuale, e quindi quando io ho letto il testo per la prima volta, la riscrittura di Marina, mi sono emozionata perché finalmente mi sono sentita rappresentata come donna che vive questo contemporaneo con tutte le turbe che posso, con tutti i turbamenti che posso avere, ed è bellissimo poi metterli in scena, cioè e dargli uno spazio altro. Sì, c'è poi il tema della violenza di genere che è centrale e magari per certi versi viene visto rischioso inserire un tema così attuale e contemporaneo in quello che è un testo del Settecento. Bah, credo che il teatro da sempre abbia il dovere e il diritto di smuovere le coscienze, quindi questo è un presente che noi viviamo perché non dobbiamo mm, guardare uno spettacolo e non metterci in discussione. Cioè, io non lo so, apro il mio Instagram e quotidianamente o a giorni alterni vedo e leggo notizie non piacevoli, la realtà non è comoda, non è accomodante, quindi perché dobbiamo cioè io amo andare a teatro e vedere qualcosa che dico: ok, mi appartiene in un qualche modo", perché a parte la violenza di genere, secondo me proprio affronta tantissime tematiche contemporanee. Sì, sì, chiaro. Poi insomma, banalmente pensavo che semplicemente nel mese di prova a Treviso sono stati 5 i femminicidi nel nostro paese, quindi cioè, immagino sia stato anche un certo peso. Comunque, allora, Sì. sì, sì, Cioè, insomma, nel senso, immagino. è quello, senti anche una grande responsabilità, ovviamente, perché ci vuole un estremo rispetto per parlare e anche per viverle, per entrarci. Cioè, devo dire, il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, anche seguiti e guidati da Katrina, è stato proprio quello di creare tra di noi una rete di fiducia e proprio non sentirci mai soli nell'affrontare certe tematiche, anche dolorose per chi poi compie degli atti poi estremamente violenti, non solo per chi li riceve. Certo, poi la violenza
di genere ha varie declinazioni all'interno dello spettacolo, e il ruolo maschile è proprio quello che porta alla prevaricazione del maschile sul femminile. Ci sono 4 corteggiatori, più che corteggiatori, predatori quasi di Mirandolina, e insomma noi ce li abbiamo tutti quanti presenti, quindi vi chiederei a ciascuno di voi come il vostro personaggio declina questo tentativo di controllo, di sottomissione di Mirandolina, e anche quali sono le sue fragilità, perché insomma la violenza spesso è un modo di essere, di un vissuto fragile, insomma. E partirei da Massimo, che interpreti Fabrizio, ti passo il microfono. Grazie per la parola Marco, grazie alla nostra presidentessa, e volevo ringraziare anche tutti i presenti, non do per scontata la vostra presenza qui. È molto bello che il pubblico voglia incontrare gli artisti possono e devono incontrare il pubblico, quindi grazie per essere qui. Io sono Massimo Scola, interpreto Fabrizio, che è il fratellastro, o meglio, di Mirandolina. È diverso dal Fabrizio che c'è nella versione della locandiera originale, dove Fabrizio era sì sempre un ristoratore, quindi un barista, un cuoco, un gestore di locanda, ma era una persona rassicurante, era un ragazzo pulito per bene, silenzioso, che finisce con lo sposare Mirandolina. E Mirandolina proprio se lo prende, se lo sceglie e se lo sposa. E tutto finisce bene. Questo ragazzo invece ha una personalità turbata, profondamente sola, orfano, innamorato della sorellastra. Quindi un grande conflitto dall'inizio del dramma. Come diceva Marco, appunto si arriva alla violenza nel tentativo di corteggiamento, nella ricerca di amore impossibile da ottenere. Si arriva man mano alla violenza. Cos'è la violenza se non l'ultimo tentativo di realizzare qualcosa con ogni mezzo, sbagliando chiaramente. Però quando tutto fallisce c'è chi prova con la violenza, quindi verbale, fisica, psicologica. Ecco, quindi sì. Volevo tornare un attimo sulla danza con Goldoni, perché questo dice anche proprio la nostra drammaturga, si è concentrata molto su il successo e il fallimento di Goldoni, dei suoi personaggi. Goldoni chi era? Una persona che ha scritto tantissimo, anche molto velocemente spesso, le commissioni gli arrivavano in pochi giorni, doveva consegnare una commedia, che aveva sempre un grandissimo successo, quindi grandissimi up, e poi una persona che dopo altri successi è andata alla corte del re di Francia, ha insegnato l'italiano alla corte e poi però aveva una piccola pensione che non bastava a mantenersi, come hanno molti artisti, ed è morto in una soffitta, dimenticato. Quindi ogni vita prevede un successo e un fallimento, e il successo e il fallimento hanno lo stesso questi personaggi che falliscono come uomini, falliscono come genitori, come fratelli, nel mio caso, e diventano appunto tristemente falliti. Grazie. Poi ci sono Fiori e Alba, che sono un po' il gatto e la volpe di questo spettacolo, no? E voi invece come vi siete approcciati a questi due personaggi, e come insomma avete trasmesso questo tentativo di controllo, di sottomissione? Vuoi cominciare tu, Dennis? Fiori? Vuoi iniziare te? Vado io? Vai. L'idea sono due comici in realtà, no? Cioè, credo che Marina Carr faccia riferimento a due comici, c'è un po' di Goldoni in Fiori e Alba e poi c'è anche un po' di Shakespeare, perché ci sono dei rimandi così, e quindi sono due comici, però sono due comici un po' atipici perché
magari Alba è un po' più positivo. Fiori è decisamente una persona con, insomma, si sta separando dalla moglie, c'ha i bambini piccoli, non è che è uno stinco di santo, insomma, quindi credo la difficoltà, siccome parliamo di cose contemporanee, stiamo parlando di femminicidio, che è una cosa così devastante, cercare di metterci il contemporaneo, però anche allo stesso tempo cercare di far ridere, essendo anche un linguaggio violento, a volte così, è un po', io non lo so se ci riusciamo, cioè se ci riesco, perdono, non so se ci riesco, però ogni sera c'è questo tentativo di dare un po' di leggerezza, ma anche di raccontare che insomma siamo quello che siamo. Ecco, questo credo l'approccio sia stato quando non si riesce ad andare, insomma, quando si riesce è un equilibrio tra un divertimento e però anche il fatto di raccontare delle persone che poi, non essendo responsabili, comunque sono parte di queste storie che finiscono così male, che credo che sia quello che poi succede nella realtà, no? Cioè la colpa poi è un po' sempre di tutti, anche se adesso non voglio entrare su questo argomento perché il femminicidio, cioè io, se volete poi posso, se voglio dire la mia come papà, perché ho i bambini e secondo me dobbiamo un po' riflettere su quello, però voglio lasciare parlare Alba intanto. Grazie. Sì, che dire, un personaggio un po' più positivo, non lo so. Ovviamente questi personaggi rimandano lontanamente quelli originali, ma diciamo che è una riscrittura ex novo. Il personaggio che interpreto io forse può essere quello più mediatore, però al contempo è anche un personaggio molto fragile che diciamo si lascia influenzare da questi discorsi da bar, da questa mascolinità. Il testo lo descriverei anche quasi come la banalità del male, veramente, perché è pieno di discorsi da bar, ovviamente scritti ad arte, di quelli che sentiamo, che magari abbiamo sempre fatto, facciamo i discorsi degli uomini sulle donne, cioè, che ci fanno anche ridere culturalmente, ma sì, sono assodati, sono innocui, però a lungo andare magari anche inconsapevolmente portano proprio alla violenza verbale, e quindi nemmeno Alba si salva in questa, in questa locanda che per quanto cerca di mitigare magari la violenza degli altri, alla fine però, umiliato anche lui, dice vabbè, non dico parolacce, però insomma ridiamo di questa donna che chi si crede di essere, ecco, per cui ecco, nessuno è innocente in questa commedia? No, non è una commedia, non è una commedia. Sì, poi infine il personaggio maschile più problematico forse è Rip, no? Perché cioè, è misogeno, però alla fine è forse quello più fragile di tutti gli uomini sul palcoscenico. Beh, io innanzitutto non ho capito se Rip, cioè, abbia un significato il nome, oppure... È ripa fratta, è per il cavaliere? Esatto. Ah, il cavaliere, ok, giusto. No, non è riposa in pace. Okay. No. Anche se, poveraccio. No, allora, no, intanto buonasera a tutte e a tutti e rinnovo i ringraziamenti per essere qui, che è sempre una bella opportunità di comprensione, anche per noi, poi in realtà parlando tra di noi a volte vengono delle intuizioni. No, sì, allora il mio personaggio è, diciamo, quello un po' più problematico, nel senso che, diciamo, è molto compresso un po' per una grande parte dello spettacolo, finché a un certo punto poi un po'... faccio una piccola premessa. Io feci una domanda a Marina quando i primi giorni di prove le chiesi, ma ti hanno... esatto, l'autrice del testo, la scrittrice del testo, e le chiesi, ma quando ti hanno portato questo testo, che cosa ti è arrivato, no? Perché per una drammaturga irlandese... E lei diceva, io la prima volta che l'ho letto, fatto un po' per quelli che erano le mie conoscenze, i miei ricordi un po' del mondo goldoniano, non riuscivo a capire questi personaggi, li trovavo molto sconnessi e staccati, no, da una sorta di realtà.
Però mi ha detto poi, rileggendolo, mi è arrivato tutto il nero della storia, no? Quelle che poi sono le relazioni effettive tra i personaggi. Questa cosa, anche nella locandiera originale, appunto, ci sono queste figure maschili che in un modo o nell'altro sono tutti addosso a Mirandolina. Ed è un po', se si pensa alle commedie goldoniane, noi siamo abituati, sono effettivamente delle commedie, a essere percepite come delle commedie, ma poi quello che poi i personaggi vivono spesso sono delle situazioni tragiche, no? Voglio dire, una società spesso decadente, rotta, problemi finanziari, problemi amorosi. E la figura del misogino, sì, sicuramente è un come molti misogini c'è una fragilità, appunto, c'è una mancanza che deriva da qualche parte, che in questa, diciamo, opera è, credo, resa comprensibile cioè è stata inserita una scena con la mamma, con mia madre, che è Sandra, dove con una scena, insomma, Catrina, la regista dello spettacolo, ci ha chiesto, è una scena breve, che però racconta, diciamo, un po' il rapporto conflittuale di una vita tra questo figlio e questa madre. E devo dire, quello su cui ho cercato di portare è stata un po' l'esperienza quotidiana che mi circonda, ma delle stesse persone, degli uomini che io conosco, che magari hanno avuto delle difficoltà nei rapporti, soprattutto con i genitori, la mamma spesso con il figlio e invece la figlia con il padre, che poi effettivamente vanno a plasmare spesso il modo di relazionarsi poi al sesso opposto, nel caso di Rip le donne. E quello che vorrei aggiungere è questa cosa qui. Anche mi è capitato la sera della prima, dopo lo spettacolo, che una persona appena finito lo spettacolo mi ha fatto una battuta dicendomi: oh, adesso non so se lo posso, non so se lo posso dire, però no, si può? Non so se si è capito cosa non lo può, allora non lo posso dire niente, non si può, vabbè. Ok, allora quello che vedrete, la battuta su quello che poi alla fine succede in questo spettacolo è che mi è stata fatta appena finita la prima, e da uno stesso uomo della stessa età mi è stata fatta ieri sera dopo lo spettacolo. Ok? Ridendo, come se poi noi fossero battute normali che, ok, e a un certo punto dico, non è più tempo per queste battute, non è più tollerabile questa cosa qua, perché il mio personaggio a un certo punto dice una frase, dice: io faccio quello che tutti voi pensate, ok? Quindi c'è questa componente maschile predatoria che poi trova una sua forza nel branco di uomini, perché poi alla fine spesso i maschi predatori poi nel branco trovano addirittura un'alleanza molto forte, dove si sentono autorizzati a sentirsi ancora più dominanti, e poi alla fine 3 di loro si fermano e uno arriva fino a un certo punto, quindi è tosto. Non so se mi sono spiegato, però insomma, non potendo dire, dovendo misurare un pochino le cose. Sì, meglio un po' limitarsi in ciò che diciamo, perché però no, certo. sulla scena con la madre, e Sandra vengo a te, insomma è una scena molto forte, perché comunque questo rapporto tra madre e figlio si capisce che ha proprio un background familiare molto problematico, e cioè, ti volevo chiedere come hai vissuto tu questa scena, e insomma cosa si può intendere da questo rapporto madre-figlio così problematico? Buonasera a tutti. Dunque, inserendomi in questo grande discorso anche nell'inizio tuo, parlando, cioè, la Mirandolina della locandiera di Goldoni è un testo di giovani. I vecchi non esistono, non esiste la generazione dei genitori. Questa è la prima grande differenza in questa riscrittura. Qui invece non solo abbiamo l'altra generazione, i vecchi, i genitori, ma abbiamo pure i morti, il padre e la madre che non ci sono più. È pieno di fantasmi, come spesso accade nei testi di Marina Carr. Questa, è una grande... Il bisnonno, c'è anche il fantasma del bisnonno, che purtroppo non abbiamo qui con noi questa sera, ma che raccontano anche...
Sì, esatto. Parlo io per lui. Quindi ecco, quando parliamo di riscrittura, quando non è una locandiera moderna, in realtà è un'ispirazione. Quando dice io credo danzare con il testo, danzare con Goldoni, si tratta di quello, è prendere delle cose che sono in nuce magari nel testo originale, ma svilupparle in un altro modo assolutamente personale e suo. Ecco, se uno pensa di andare a vedere una riscrittura moderna, come già hanno fatto in Italia. Io ho visto, magari non gli spettacoli, ma ho visto i titoli, la locandiera B&B, mi ricordo, delle cose di anni fa, cioè, ecco, non è questo, è una grande autrice che dialoga con quello, alcuni personaggi, poi se si conosce bene il testo di Goldoni, in realtà alcuni personaggi sono sorprendentemente, hanno delle cose simili, anche i nomi, Rip sarebbe Ripa Fratta, appunto, altri sono completamente inventati, e anche le tematiche, io direi che sì, in nuce qualcosa c'è, ma ci sono alcune cose che in realtà sono proprio ci sono in Goldoni e non ci sono nel nostro testo. Per quanto riguarda il mio personaggio, la madre, così, diciamo che non è un testo di donne buone o di giovani eroine e di maschi cattivi. Ecco, chiaramente da Marina Carno ci si può aspettare una banalizzazione del genere. Direi che sono tutti personaggi a tutto tondo. Io sono una madre terrificante, dove si spiegano anche delle cose, una scena in cui si parla di sciocchezze, ma sotto c'è l'incapacità di parlare, l'incapacità di essere sinceri, di amarsi, di aprirsi. È tutto chiuso, è tutto bloccato, è tutto frenato, è tutto fasullo un po'. Ma la stessa Mirandolina, la stessa madre di Mirandolina, il fantasma della che anche lei manca, o è sempre lì con noi, ma anche lei appunto è una madre che ha abbandonato la figlia quando era bambina, quindi ecco, non si salva nessuno da un certo punto di vista. Sono le derive che poi portano a questo, che invece no. E invece c'è una differenza tra il genere maschile e il genere femminile, ma in realtà i personaggi, ecco, non ci sono i buoni e i cattivi, tutto qua. Ok, allora io verrei all'unico fantasma qui fisicamente presente, e quindi Alex ti tocca anche parlare per Giancarlo e Margherita, perché secondo me è molto curioso anche capire che ruolo hanno questi fantasmi, cioè anche per capire un po' quella che è la visione di Marina Carr. Cioè so che ci sono, in tutte le drammaturgie della Carr sono presenti un rimando al fantasma, al passato, al mistico, e quindi ti chiederei che ruolo hanno questi fantasmi che intervengono fisicamente sulla scena, spezzano anche il ritmo narrativo da un certo punto di vista. È una domanda difficile, ti dico quello che penso io, perché in realtà non sono un esperto della sua drammaturgia, però sì, è sicuramente appunto uno stilema del suo stile in qualche modo, che ha già riproposto in altri testi. Nel mio caso io faccio il padre di Mirandolina, c'era anche nell'originale ma era morto anche lì, e parla. In qualche modo c'è il mio nonno, che è il bisnonno di Mirandolina, e la mamma, ed è un modo, credo, per Marina di portare appunto intanto la tematica del patriarcato, in qualche modo c'è, ed è tematica legata anche, diciamo, a livello di società, nella considerazione della donna e anche della violenza verso le donne. Quindi in qualche modo rappresentiamo questo. Nel mio caso, del mio personaggio, è molto presente, perché è come se si sentisse molto un anello di una catena. Quindi sento molto il bisogno di confermare, dico che il bancone del bar dove siamo non l'ho cambiato, volevo un figlio maschio, mi auguro, chiaramente in una logica che scricchiola, essendo un fantasma, ma mi auguro che mia figlia sposi mio figlio adottivo, ma il mio principio è perché vada avanti la famiglia, perché il ristorante passi di padre in figlio, in qualche modo, no? Quindi credo che la tematica sia proprio questa, cioè di far percepire quello che vediamo all'interno di una struttura temporale molto più lunga, e in qualche modo anche di far vedere come diciamo quello che avviene ha sempre radici nel passato. Nel mio caso poi introduco un po' un mistero, io lo dico, per me la tematica molto forte che c'è paradossalmente
è il rapporto più che tra il padre e i figli, è quello tra madre e figli. Il mio personaggio non cita la madre. Mirandolina, sappiamo, c'è il fantasma appunto della mamma, però è un rapporto, come anche la madre di Rip, è un rapporto in qualche maniera mancante, in qualche maniera difficoltoso, ecco. Quindi credo che questo siano un po' i personaggi, servono a questo, i fantasmi. Il mio perché in qualche modo introduce questa catena, ecco. Volevo dire una cosa, io ho fatto parte di una di queste riscritture moderne, non quella B&B. Sì, credo di sì. Tra l'altro con dei costumi abbastanza, ho visto il video, abbastanza allucinanti, però era bello lo spettacolo. Io credo che è molto bello, l'abbiamo detto più volte, cioè è una riscrittura nel senso che è una danza con Goldoni, ma io mi ricordo anche quando facevo io l'altra Mirandolina, c'è il testo, noi viviamo un po' a livello popolare, no? C'è l'immagine che Mirandolina sia una commedia divertente, un po' perché la famosa Duse in qualche modo fu lei a introdurre Brio Brio Brio, no? E quindi a proporla a fine Ottocento in una maniera molto comica, molto brillante, ma già nel Novecento molti registi hanno visto, e è un testo pesantemente nero, è molto cupo, poi ci sono delle gag, come dire, era sicuramente può essere anche molto divertente, però anche in questo secondo me non è un tradimento. Come è ambientato a Firenze, molti, quasi tutti, quando io andavo in tournée, l'ho fatto con una compagnia toscana, dicevano: ma perché parlate italiano? E gli altri attori toscani dicono: ma è scritto in italiano, è un testo ambientato, l'originale, a Firenze e non a Venezia. Quindi in qualche modo purtroppo si porta dietro anche un pregiudizio che forse anche nel nostro caso potrebbe anche rivoltarsi contro. Un pubblico che viene e si aspetta una commedia, magari anche in Veneto, c'è un po' un problema. Però credo che Marina su questo abbia invece intravisto proprio questi semi che c'erano già e che sbocciano oggi con fiori diversi, ma proprio in maniera scomoda, perché la tematica è violenza alle donne. Non diciamo cosa succede nel finale, ma che cosa potrà mai succedere? No, esatto. E non si sposano, esatto, anche se io lo spero. Bene. Allora, un altro elemento importante, e Gaia tornerai da te, perché prima Sandra ha giustamente messo in luce il fatto che Mirandolina non va inteso come un personaggio positivo, cioè lei è una preda ma allo stesso tempo vuole essere predatrice. Vuoi dirci qualcosa in più su questa connotazione di Mirandolina? Ma sì, assolutamente. Quello che cioè Mirandolina lo dice a un certo punto, lo dice nel testo, tanto valeva stare in mezzo alla savana, cioè ama sedurre questi uomini, ama prendersi gioco di loro, cioè diventa, cioè non diventa, gioca con le stesse armi con cui giocano loro, cioè non è assolutamente un personaggio innocente, non è assolutamente, è una persona normale che ha dei lati oscuri e dei lati invece brillanti, sicuramente rispetto alla locandiera, insomma Mirandolina nella locandiera è una ragazza che vorrebbe realizzarsi, avrebbe per sé tutti degli altri progetti, vorrebbe decidere lei cosa fare della propria vita, però comunque si ritrova a dover gestire questo ristorante e in questa giostra e in questa gabbia proprio ci sguazza. Cioè non è che pensa solo, oddio, mi devo difendere. No. Cioè, io metto in campo da attrice dei sentimenti bassi, ma comunque infimi, tanto quanto i loro. Cioè, solo che ragionavamo con Catrina, con la regista, su questo aspetto, non si tira mai indietro, Mirandolina. Non è una donna che si tira indietro, anzi, e questa cosa sarà la conseguenza di quello che poi succede, cioè quello che succederà sarà la conseguenza di questo suo agire. Quindi non si ritrae mai, anzi li sfida fino alla fine. Solo che la forza fisica di un uomo, quello poi non puoi fare niente, cioè nel senso si mette un punto, no? Cioè l'atto violento estremo, lì proprio finiscono le parole, finisce tutto. Infatti, finisce il testo, non so come dire.
Certo, allora, invece un altro aspetto molto affascinante di questo spettacolo è stato proprio il pensarlo e realizzarlo. E qua è una domanda aperta a tutti, potete decidere voi chi risponde. Com'è stato lavorare con una regista irlandese, su una riscrittura irlandese che è stata poi andata a tradurre in italiano? Cioè, come è stato lavorare e preparare questo spettacolo? Un volontario? Vi devo chiamare io? Io posso dire, dico un lato così lascio spazio agli altri, a parte ovviamente molto affascinante e molto stimolante sicuramente per una serie di confronti anche culturali, che poi sia di, come dire, di modalità di lavoro, sia che si riecheggiano poi nel testo. Ed è stato, per esempio, parlo di questo lato che è superficiale forse, ma interessante, perché appunto è riscritto da un irlandese che ambienta in Irlanda, c'è tutto un cortocircuito in sostanza, perché a un certo punto, per esempio, c'è un momento in cui chiedono a Fabrizio, no? Perché si chiama Fabrizio, no? È un nome italiano, mica sei italiano, e c'è un po' di cortocircuito perché noi siamo italiani e quindi lo mettiamo in scena in Italia, quindi è affascinante perché può sembrare come dire, una cosa, un problema, ma in realtà pone dei cortocircuiti che sono interessanti. E nel parlare di questo è stato interessante, almeno per me, che forse sono ignorante, ma c'è stato un confronto culturale molto, molto bello, sia dal punto di vista, per esempio, anche del tessuto, per esempio, religioso della società irlandese, che è cattolica, per cui una serie di confronti anche sulla figura della donna, come è vista lì, come viene vista qui. Quindi è stato un lavoro iniziale molto interessante, diciamo collaterale al testo, ma in realtà legato alle tematiche del testo, che succede raramente, perché hai raramente la possibilità di confrontarti e contemporaneamente anche di offrire confronto a qualcuno che ha una cultura tutto sommato diversa e anche molto simile, quindi io l'ho trovato molto affascinante per questo. Sei costretto a darci una risposta adesso. Sì, aggiungo solo che l'autrice Marina Carr è, da quel poco che abbiamo capito, un'autrice di temi scomodi, cioè, non mi ricordo se la sua prima opera, una delle prime, parlava degli abusi domestici, della violenza all'interno delle mura domestiche. Sulle figlie incestuose, ecco, e questo è un argomento tabù in Irlanda, come anche qui, come dovunque, però ecco, per far capire la carica anche di coraggio di questa autrice che in una società dove magari per secoli e anni prevalentemente uomini o solo uomini avevano scritto di donne, adesso si sta affermando una generazione di donne che scrivono di donne, che pone tutto un altro punto di vista. Posso dire anch'io un punto di vista estremamente personale, come mi sono trovato a lavorare con Catrina, straniera, bene, nel senso che uno degli unici datori di lavoro che mi ha chiesto ma come stai? Nel senso, è molto importante, perché c'è stata una fase intensiva di prove a ridosso di debutto, dove si prova con una grande emotività, il testo è, come diceva Alex, è nero in un certo senso, no? C'è del dramma, c'è del sangue. E a fine prova eravamo così, come dire, ma ragazzi, però insomma che c'è del patema, no? del dolore per quello che stiamo raccontando e lo attraversiamo anche noi questo dolore, no? E Catrina ci guardava negli occhi a fine prova, ragazzi, tutto bene, eh? Questa cosa nel palco fuori la dimentichiamo, cioè continuiamo a vivere la nostra vita, separiamo i piani. Nel senso, Catrina era un artista molto attenta al nostro stare bene, ha tentato di creare un clima familiare vero, che non è sempre, è auspicabile, ma non è detto che si verifichi in teatro. Esatto, quindi insomma, la amiamo molto come attori, credo insomma siamo che... tutti un po' innamorati della regista, effettivamente, sì. La famosa frase smile, ci diceva, se a fine ogni volta ci diceva ragazzi sorridete, prima, dopo,
durante meno, ma... No, forse... Ecco, no, questa è una cosa interessante, poi scusami Dennis, lei diceva spesso, ricordatevi che a volte per andare verso una direzione, proprio attoralmente, potrebbe essere utile partire dall'opposto, tra virgolette, quindi abbiamo buttato dentro tanta roba e sì, è stato molto rispettoso dai suoi confronti verso di noi e di conseguenza poi noi nei suoi confronti, che all'estero non so quanto, magari è come qui, personalmente si verifica molto poco in Italia, cioè molto poco. No, volevo dire sta cosa che forse loro non sanno, però noi siamo stati scioccati, soprattutto la prima settimana, perché non sapevamo tutta la storia irlandese. Poi il tema della donna, della sessualità in casa, dell'incesto, è stato terribile, perché hanno vissuto gli irlandesi questa cosa delle Magdalene Laundries, non so se sapete, ma tutte le donne, le ragazze che magari era l'unica figlia in casa con tutti i fratelli e il papà, perché magari la mamma non c'era, venivano prese e messe nei conventi. Chi rimaneva incinta da giovane veniva presa e messa nei conventi. Poi dovevano partorire sti figli e sti figli venivano venduti, e si parla di 50.000 donne che hanno partorito i figli e li hanno visti andare via. Sono un sacco di film sull'argomento ed è stato scioccante per noi. Poi la chiesa era la chiesa, poi c'era la pedofilia, c'era i preti che abusavano sulle ragazze, insomma è stato proprio, e noi per me era stranissimo, perché stavamo parlando di Goldoni, della scrittura di Goldoni. E però l'altra cosa scioccante è che lei parlava di femminicidio, ma in Irlanda parliamo di 5 casi all'anno. Quando hanno saputo che noi viviamo questa realtà di 100 e passa all'anno, era sotto shock Marina Carr, perché non lo sapeva. Quindi era proprio successo così. Quindi è stato veramente, abbiamo parlato la prima settimana parlando di dolore, proprio il dolore della storia, la loro storia, e poi questa differenza culturale. Quindi per loro il tema della donna è centrale, no? Per noi forse sarebbe ora che lo diventasse, magari questo c'è. Sì, allora tu mi dicevi prima che avevi fatto una riflessione anche da padre, no? Cioè, se ti va di condividerla almeno. Ho condivido due cose, se vi va di ascoltare. Recito qua così poi stasera non faccio niente. Allora, no, come padre io ho figli maschi e femmine e mi rendo conto che facciamo dei disastri, ma vabbè, li facciamo tutti, li fanno da sempre, no? Però al giorno d'oggi veramente sti bambini li educhiamo, ai maschietti tutti, purtroppo, almeno le famiglie più, anche quando non vuoi, però poi si arriva a Spider-Man, a Batman, e questi sono i modelli che hanno. C'è la lotta, no? Che è insita nell'uomo, però noi è di quello e basta, no? E le femminucce alla Barbie che cerca il principe azzurro, quello, no? Poi se vai a vedere, io ho conosciuto quella ragazza di Pesaro che è stata messa, perché ho fatto un film su quel caso, quella che gli hanno buttato l'acido in faccia, no? Lei ha detto, vabbè, poveraccia, no? Però lei ha detto, io vivevo in un incantesimo. Cioè come se cercasse un principe azzurro, viveva un incantesimo. Ha detto, io sono entrata nella realtà, leggetelo già sul libro, dice quando sono stata sfregiata, in realtà è stata la mia entrata in società, nella realtà, perché prima vivevo in un mondo incantato, però credo che sia quello che sta accadendo col tipo di educazione che stiamo creando, no? Se vai a vedere i cartoni animati, sono tremendi, le serie TV, oh mio Dio, è il demonio quella roba là, internet. Cioè, sono delle robe che diamo dei modelli, ma chi dice ai figli, io spero, amore, che trovi qualcuno che ti voglia bene? Ma col cavolo! La cosa che gli dice è che speriamo che ci abbia soldi, perché sennò qua tocca mantenere io, come facciamo? Cioè, secondo me abbiamo, con la vita, il tipo di vita che facciamo, abbiamo una lontananza dai sentimenti enorme, non sappiamo più niente, ma perché chi è interessato agli esseri umani al giorno d'oggi? Nessuno, secondo me. Perché una volta che non c'era il cellulare, col lavoro che facciamo, quanto tempo libero avevamo? Sei in treno, che fai? O leggi o guardi le persone. Sei in stazione che aspetti l'autobus che andrà in tournée, che fai? Guardi le persone. Al giorno d'oggi non c'è più, non siamo più interessati alle persone, siamo interessati a internet. Quando quindi succede un piccolo cosa, lo vedi con le persone, emotivamente andiamo via di testa, perché non siamo più capaci a quel rapporto, no, di difficoltà. Perché appena c'è un vuoto, appena c'è una difficoltà, tacte, accendi il telefono e entri in un altro mondo, non sei più nella realtà. Quindi secondo me molti femminicidi succedono, a parte il patriarcato, che non voglio entrarci perché non ne capisco abbastanza, però credo sia proprio che non siamo più capaci alla difficoltà, perché non siamo più
Lo vedi, no? Le coppie, siamo al ristorante, lui sta col cellulare, lei sta col cellulare. Non siamo più abituati a quel vuoto, a parlare. Secondo me internet ci ha talmente invaso che noi non... Io credo che non stiamo vivendo. A me sembra che le persone, anch'io a volte mi devo toccare, non sono più fatto di carne. Veramente sembriamo finti, perché non siamo più abituati a comunicare, cioè lo vediamo in scena. Io quando entro in scena è meraviglioso, no? Nel senso anche le prove, soprattutto perché poi non c'è l'ansia della prestazione, però le prove è meraviglioso perché ti senti che non c'è il cazzo, scusate, il telefono maledetto, cioè è reale, no? Invece non siamo più abituati alla realtà. Anche il cinema, se andiamo a vedere, è raro il caso, io non lo so, io non lo seguo più tanto, però al cinema è difficile che ti parli di sentimenti. Se vai a vedere i film vecchi di De Sica, adesso non voglio fare quello vecchio, boomer, però se vai a vedere, lì parlano di sentimenti. Tu alla fine vedi Marcello Mastroianni e Sofia Loren e piangi, perché vedi sti due poveracci con i figli in sta stanza e ti commuovi, perché lì ti trasmette un sentimento. Ma al giorno d'oggi è fiction, ma che sentimenti trasmettono? Diciamoci la verità, ci intrattengono. Ci spegniamo, perché sennò dobbiamo subire il marito, tutte le robe che mi dice, devo lavare i piatti, devo fare questo. Allora ci spegniamo con le fiction per morire, però secondo me è proprio che noi non siamo più col tipo, cioè viviamo una vita finta tecnologica, non siamo più abituati alla difficoltà noi maschi, e questo è il femminicidio, noi maschi di sentimenti non capiamo zero, perché non ci hanno educato noi ci hanno educato a essere forti, a spaccare il culo agli altri, a fare i soldi, a queste cose qua, ma non ci hanno insegnato a voler bene a una persona, non ce l'hanno insegnato. Anche le famiglie migliori, c'è le famiglie chi magari ha la cultura, magari è riuscito a farlo, però credo che sia un problema culturale che non c'è questa roba qua, noi non sappiamo cosa sia, ci vergogniamo. Un maschio che piange, ma dai, ma che se piange? Non si piange, ma perché no? Scusa, piangere è dato dalla natura, mi serve per rilassare le tensioni. O rido o piango, però ridere si può, piangere no. È assurdo. Sì, aggiungo solo se posso una cosa ultimissima a questa che ha detto Dennis. Secondo me uno dei grandi problemi dell'educazione maschile su questa cosa qui è che quando il maschio fallisce o non raggiunge quello che si è prefissato è un fallimento, è proprio un crollo dell'identità, e quindi a volte la risposta è violenza. Questa è la cosa che spesso accade molto di più, secondo me, in noi. Posso aggiungere una piccola cosa, scusate, l'ego, ma non è solo... Allora, io quando mi sono separato dalla mia prima compagna, per fortuna, no? Perché poverina mia figlia, stavamo malissimo, cioè era proprio, non si poteva andare d'accordo. Ma vi racconto questo esempio perché secondo me siamo fatti di tanti, cioè quando ci siamo separati ero felice dentro, ero spaventatissimo per il futuro, una bambina piccola, il mutuo della casa, che cavolo abbiamo fatto, no? Però vabbè, però dentro di me ero felice perché sentivo che finalmente tutta quella violenza domestica, quella difficoltà andava a svanire. Però cosa è successo? Che quando ancora stavamo insieme, però ormai eravamo separati in casa, lei si mette con un altro, ok? E io dentro di me, cioè così anche, no? Però c'era un'altra parte di me, la parte sociale, che si vergognava da morire, era un cornuto. Io ero cornuto, cavolo. E quindi c'era una parte di me felice, ma l'altra parte si vergognava da me. Cosa penserà mio papà? Però prima il patriarcato, cosa penserà mio papà? Cioè io in famiglia sono fallito, poi lei già sta con altro, capito? Quindi c'era tutta una parte di me che si ribellava alla mia parte felice che era finita la storia, che era sana, la parte sana. C'era l'altra parte, la parte sociale, l'orgoglio, il narcisismo, li chiamiamo mai tutti questi termini. Quella parte là non lo accettava e quindi c'era una parte di me che si ribellava, che non voleva, ma come ti sei permessa così? Ecco, per fortuna che io ero felice che fosse separato, però credo che in tanti casi la parte sociale che si vergogna dice ti sfregio, no? Ti butto l'acido così nessuno ti avrà più, ti ammazzo perché se non puoi essere mia, non accetto l'idea che tu, purtroppo non accetto l'idea che tu faccia l'amore con un altro, perché quel corpo è mio, è quella roba là, credo tantissimo, e quindi uno va via di testa perché non siamo... Perché è patriarcato. Abbiamo visto che nel teatro all'estero si usa molto la riscrittura dei classici, in Italia meno.
E così volevo una vostra opinione, tant'è che la vostra autrice è irlandese. Ha fatto delle meravigliose riscritture anche di grandi classici greci. Ecco, e volevo avere una vostra opinione, ecco, non so se sia giusto fare a voi la domanda, forse dovrei farla a lei, ma se avete un'idea di questo. Io ce l'ho. Alex ce l'ha. Il problema, la riscrittura è drammaturgia contemporanea e in Italia c'è un grosso problema con la drammaturgia contemporanea, cioè noi diciamo che la riscrittura commercialmente parlando, perché il teatro ha anche un ambito commerciale in qualche modo, è una via di mezzo utile, perché ti chiamo dicendo che faccio Mirandolina, nel nostro caso, e in qualche modo, anche se con un eufemismo, e quindi magari posso poi avvelenarti in senso positivo la polpetta perché ti faccio vedere una drammaturgia contemporanea che è scritta invece oggi e che parla dell'odierno. Quindi in Italia, secondo me, credo sia un problema appunto perché è proprio, c'è un problema grosso, non che non esista, ma c'è un problema con la drammaturgia contemporanea, un po' perché c'è un problema di pubblico, il pubblico è piuttosto grande di età e quindi sappiamo che è normale che l'essere umano più grande cerchi qualcosa di rassicurante, qualcosa che conosce, qualcosa che è garantito, anche perché andare a teatro è un investimento di tempo. So, se vado a vedere Goldoni, so cosa mi aspetto, vado a vedere Shakespeare, so cosa mi aspetto, vado a vedere Marina Carr, vado meno volentieri magari, no? Quindi c'è un lavoro molto importante da fare. Per me, adesso non voglio fare pubblicità, ma io a Treviso, nell'altra sede dello Stabile, facciamo una drammaturgia contemporanea, facciamo un premio di drammaturgia contemporanea, perché qualche anno fa io mi sono accorto che c'è un problema, non solo io, ma c'è un problema di questo tipo. Bisogna investire tempo, far capire al pubblico che anche la drammaturgia contemporanea può essere di qualità. Certo, può anche cadere, ma è chiaro che Shakespeare non cade, viva Dio, sono centinaia d'anni che funziona, però Shakespeare possiamo a volte lo stiracchiamo, si riscrive Shakespeare per parlare dell'omosessualità ad ogni costo, Amleto è gay, perché sennò verrebbe da dire ma scrivi un cacchio di testo che parla di quel tema lì, no? Quindi un po' io credo che questo sia, all'estero invece è molto più felice, ecco, per rispondere, all'estero c'è nel mondo anglosassone soprattutto, grazie a un investimento, perché in Inghilterra dagli anni 70 hanno cominciato a dire questo teatro fa solo drammaturgia contemporanea, all'inizio era un problema, ma in 40 anni hanno costruito e hanno i più grandi, il mondo anglosassone al momento ha i più potenti drammaturghi e drammaturghe del mondo, perché hanno investito. In Italia si fa fatica, lo Stabile del Veneto ci investe, però c'è un lavoro da fare molto, molto lungo e quindi le riscritture... Così si educa. Così, cioè si educa, sì, nel senso si abitua, perché appunto è brutto, a me, come dire, io amo, cioè io credo che l'arte non possa non avere uno spirito con un messaggio dentro, però l'idea di educare a volte è anche arrogante, perché io non devo insegnare niente a nessuno, no? Però è vero che c'è un lavoro da fare, ecco, per far capire che la drammaturgia contemporanea funziona, è bella, può essere bella, può anche cadere, perché è così, sbagliando si impara. Va bene, allora direi che sono arrivate quasi le 6, il cast deve tornare in teatro, noi vi aspettiamo questa sera alle 7 al Teatro Goldoni oppure domani pomeriggio alle 4, invece ci rivediamo a scena aperta e settimana prossima con People, Places and Things. Grazie.